Buonasera, benvenuti. Fa che io canti presto le cose che sei, fammi fermare il tempo che danza tra noi, lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai. Io vorrei che il mio viaggio di gran vagabondo finisse con te e per noi diventasse respiro quell'esserci amati, annullati, divisi, rincorsi, appagati. Voglio che sia respiro l'amore tra noi, per non piegarsi dentro, per darsi di più. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare. Io vorrei che il mio viaggio di gran vagabondo finisse con te e per noi diventasse respiro quell'esserci amati, annullati, divisi, rincorsi, appagati. Vorrei che ogni volta che cerchi qualcosa cercassi di me e per noi diventasse respiro la nostra canzone, diventasse respiro lo stesso ricordo. Voglio che sia respiro l'amore tra noi, per non piegarsi dentro e darsi di più. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai. Buonasera, buonasera e benvenuti. Buon mercoledì. 348 80 40 254 il numero per i vostri messaggi e fotografie e richieste e saluti al Peiretti qui, e tra un po' ci sarà anche Claudio Jekyll Music, quindi mi raccomando, tanti messaggi anche per lui. Ma adesso siamo in diretta, come ormai sapete già, sono le 20:08, dico l'orario anche per farvi vedere che proprio così siamo in rigorosa diretta. Tanti messaggi, nel secondo tempo giocheremo, ma adesso vi voglio far vedere una fotografia di due personaggi molto noti in TV, molto noti nel grande schermo, nel piccolo schermo, eccetera, eccetera. Fabri, mi fai vedere questi due amici? Oh, cosa c'entra? Cosa c'entrano? Pupo e Barbara D'Urso. C'entrano. Perché una canzone, è vero che può far innamorare, una canzone può fare riflettere, una canzone può anche far litigare. E sti due, a causa di un brano, è una vita che litigano, è una vita. Pupo anni fa disse di aver avuto un flirt da giovane con Barbara D'Urso. Quando Barbara D'Urso seppe queste dichiarazioni di Pupo, andò su tutte le furie. Ma non è vero, ma cosa dici? Assolutamente non è così, querelo di qua, querelo di là. E Pupo si fermò e fece l'unica cosa che sa fare veramente bene, almeno conosciuta. Scrisse una canzone dedicata proprio a Barbara D'Urso. E adesso ve la canto. Si intitola La storia
di noi due. Sarà vero, non lo so. Secondo voi? Ma. È importante per me averti qui, anche solo un momento per noi. Ricordare che sei stata mia e che presto tornerai. Tu non sai quando parlo di te, dico tutti che sei uguale a me e mi prendono in giro dicendo non ragioni più per lei, ma la storia di noi due la sappiamo solo noi ed io non voglio raccontarla mai a nessuno. E la storia di noi due incredibile, lo so, pensare che non ci credevo e già ti amo. Ti amo, Pupo, hai detto ti amo a Barbara D'Urso. Pupo! Poi fu tutto smentito, da ambo le parti. Ma io so già tu che cosa dirai, stretta forte alle braccia di lui. Stai sicuro non ti ho mai tradito, mentre invece penserai alla storia di noi due, troppo breve sì, però non è finita qui, sono sicuro. E la storia di noi due, di una notte che vorrei non fosse mai finita, amore, te lo giuro. Perché regia? Perché mi scrivi questo? Insieme a me? E la storia di noi due incredibile, lo so, però non è finita qui, sono sicuro. E la storia di noi due, di una notte che vorrei non fosse mai finita, amore, te lo giuro. Vabbè ragazzi, sono stati ragazzi anche loro, chi lo sa. Poi io sono sempre convinto che su queste cose la verità sta un po' in the middle, nel mezzo, no? Magari qualcosina ina c'è stata, poi noi maschietti siamo abituati che quella cosa ina e diventa una storia d'amore infinita, sai, magari c'è stato un bacetto, magari una presa di mano e allora è già la donna tua vita. Calma maschietti all'ascolto, calma, diamo il tempo alle cose che si sviluppino nel modo giusto. Tra un po' arriva qua Claudio Jackie Music, ma adesso un brano dedicato a tutte le donne all'ascolto dal titolo Come sei bella. Sulle mani amici a casa, voglio vedere le mani al cielo, dai. Forza ragazzi, forza Fans Club, forza Perettini, su! Yes.
sorriso rubato alla notte, vedi come sei. Mentre muovi le mani distratte, vedi come sei bella. Sì, sì, come sei bella. Lo dico a te, credici, metti su 13. Primo! Perché segui l'istinto più della ragione, perché sai perdonare ogni mia distrazione, perché sei naturale anche se stai tra la gente, non ti lasci confondere dall'apparenza, anche quando la vita ti rende insicura, anche quando nel cuore c'è un po' di paura, anche quando ti perdi nella tua incertezza, nella dolce amarezza, vedi come sei bella. Come sei bella, come sei bella, come sei bella. Forse non te l'aspettavi, ma sai, così bella non ti ho vista mai. Fa che sarai quella che sei. E adesso voglio sentire tutti. Pronti? Come sei bella. Come sei bella. Come sei bella. Come sei bella. Che bello soprano. Che bello, che bello, che bello, che bello. Cosa farei senza Casa Piretti, non lo so. Ma cosa farei anche senza i miei ospiti? E quindi sapete che ormai quando preparo il microfono è il momento di presentare il mio co-conduttore questa sera, e voglio presentarvelo con delle note che hanno reso famoso questo brano. Signori, Claudio, Jackie Music, buonasera e benvenuto. Grazie, ciao, buonasera. Ciao Enrico, ciao amici a casa. Generale, dietro la collina ci sta la notte buia ed assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Portava il sole, non fa più fermate neanche per pisciare, si va dritti a casa senza più pensare che la guerra è bella anche se fa male, che torneremo ancora a cantare e a farci fare l'amore, l'amore dalle infermiere. Claudio, Jackie Music per voi. La guerra è finita, il nemico è scappato, è vinto, è battuto dietro la collina, non c'è più nessuno, solo aghi di silenzio e funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale, quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare.
Grazie a Claudio per essere qui. Grazie Claudio, grazie ancora. È sempre un piacere. Benvenuto. Anche se. Ragazzi, lasciatemelo dire, non me ne vogliate. Vedere Claudio Jackie Music senza papillon è come vedere il Papa vestito di nero. Guarda, è pazzesco. No, è vero. È come vedere, ti giuro, il Papa vestito di nero, è come vedere un pescatore senza canna da pesca, è come vedere Lodi vestita. Uno ci sta male. Ma che succede? Che succede? Dove è finito Papillon? Come è finito? Vabbè, dai, ricorda il numero di telefono, vai, allora, ricorda il numero di telefono. Mi raccomando, mandate messaggi con le vostre richieste al 348 80 40 254. Anche fotografie, fotografie soprattutto, ma firmate i messaggi così vi salutiamo in diretta. Nel secondo tempo giocheremo il nostro super giochino dove potete vincere un buono ristorante, un buono profumeria, buono salute e benessere, quindi attenti, ma dopo la pubblicità. Ma tu li baci nella tua vita, quanti ne hai dati? Se mi porti certe canzoni, io in qualche maniera, Claudio, devo introdurle. Non è che posso sempre solo dire canta quella, sì, Celentano, grazie. Adesso... No, tanto c'è già scritto lì 24.000 baci. Li avevo contati. Le contati, sì, guarda che a forza di bugie poi ti cresce il naso come me. Guarda che Vabbè, parto già da una buona base io, Amami, ti voglio bene, all'inizio di questa canzone, ma noi partiamo subito con comunque ha già un po' di brani sto pezzo, un bel po' di brani, un po' di anni, scusa, un po' di anni, sì. Con 24.000 baci oggi saprai perché l'amore vuole ogni istante 1000 baci, 1000 carezze vuole allora. Con 24.000 baci felici corrono le ore di un giorno splendido perché ogni secondo bacio te. Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Come 24.000 baci, così frenetico è l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Mi piaceva questo, facciamo tutti. Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Come 24.000 baci, così frenetico è l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Con 24.000 baci anche te Enrico, dai, un bacio anche a te. Ma ti ringrazio, ma riservalo per chi lo apprezzerebbe di sicuro di più. Che poi sulla fine nella vita uno può anche dare 24.000 baci, ma poi i baci che contano le puoi contare sulle dita di una mano, a mio giudizio, perché c'è il primo che difficilmente lo dimentichi. È vero. C'è quello più importante, no? Quello che dici, va bene, è il primo bacio che ci siamo dati e stiamo insieme da una vita, e poi c'è il bacio dell'addio. E gli altri due non ne ho la più pallida idea, perché mi sono venuto in questo momento. Non è che le cose me le preparo prima. Potevo dire 3, facevo un figurone, ho detto 5, gli altri 2 non so che baci possano essere. Ma so che adesso andiamo a leggere un po' di messaggi arrivati fin qui. Vai Paolo in regia. Nel frattempo c'è stato un cambio in regista. Come noi facciamo come il calcio, no? Esce uno, entra l'altro. C'è Paolo adesso in regia. Buona serata amici. C'è sempre allegria con voi. Grazie Dani. Meno male. Le Ciao, cose Dani. tristi le facciamo fare agli altri. Grazie Dani, grazie. Ciao Casa Peiretti, grazie per la compagnia. Un saluto da Stefania da Rondissone. Ciao Stefania e ciao Rondissone. Ciao, grazie per questo messaggio.
Anche la piccola Coco vi segue sempre. Un saluto da Asti. Ciao Coco, ma che meraviglia, ma che meraviglia. Ciao Coco. Queste sono foto che ti riempiono l'anima. Buonasera a tutta Casa Peretti da Enrico. Siete bravi a tenerci compagnia dalle 20 alle 21 da Andrea da Borgomanero, no? Era ed Enrico, ma Casa Peretti ed Enrico è la stessa cosa. Comunque, grazie Andrea di Borgomanero, grazie. Nel frattempo stanno già chiamando per il gioco. Secondo tempo, ragazzi, secondo tempo. Ciao Enrico e buonasera al tuo ospite. Ti ringrazio Enrico per l'aggiornamento di ieri sera riguardo la mia richiesta di una canzone dei Beehive. Aspetterò volentieri di sentirla cantare quando sarai pronto. Buon lavoro Maria da Torino. Guarda Maria, prossima settimana arriva. Devo ancora scegliere, ne ho in ballo 2 o 3, devo vedere quale mi viene meno peggio. Un saluto dalla principessa più bella che conosci, la tua figlioccia, ti vogliamo bene padrino. Stupenda, ma guarda che principessa. Vabbè, un applauso, come ciao, si Federica. Chiama? Ciao Federica, sei bellissima. Buonasera Enrico, buonasera ai tuoi ospiti, un abbraccio caldo dal Lago Maggiore. Marco, grazie Marco. Ciao Marco. Ciao Lago Maggiore. Ciao. Leggi il prossimo, vedo tossire. Vediamo. Ciao Peretti, vorrei salutare il mio amico Antonio. Ciao Antonio, guarda lì che lavora. C'è ancora gente in questo mondo che lavora e Antonio ne la prova. Bravo Antonio. Finalmente. Gli appuntamenti con la tua bella voce sono ritornati ad essere più frequenti. Forza Claudio, Minina e Pina. Loro ci sono sempre. Minina e Pina, perché mi ricordo il nome. Cioè, Minina non è che ce n'è tanti al mondo di Minine. Ciao ragazzi, ciao Claudio, è sempre un piacere la tua presenza. Anche senza Papillon. Anche senza Papillon. Quindi, grazie Milena. Grazie Milena. Tornerà anche col Papillon prima o poi, secondo me, però legga. Tornerà. Sei bellissimo Enrico, ti segue tutte le sere. Angela da Rivarò. Volevi farmelo leggere a me per questo. Ciao Angela, un bacio ad Angela. Grazie, addirittura bellissimo. Grazie Angela. Ma è commosso. Un grande inizio con Respiro, viva Casa Peretti, Giovanni e Silvia da Alessandria. Esatto, un brano di Franco Simone, bel brano. A me piace tantissimo come brano, ha un testo molto introspettivo. Bravo Claudio, salutami la Elena. Ciao Enrico da Elena. Anche Elena un po' come il Papillon. Quando torna il Papillon tornerà anche Elena, quindi non lo so. Andiamo avanti. Ciao, finalmente riusciamo a vedervi e siete sempre unici e bravissimi. Ciao, buona serata da Grazia e Giorgio. Ciao Grazia, ciao Giorgio, grazie. Giorgio. Ultimo messaggio regia, questo. Vediamo un po'. L'ultimo, poi torneremo a leggere nel secondo tempo. Nel frattempo continuiamo a salutare Grazia e Giorgio. Sei bellissimo Enrico, ti seguo tutte le sere. Angela ha voluto rimetterlo regia perché non ci crede neanche la regia che ci sia qualcuno che mi ritiene bellissimo, quindi grazie Paolo in regia, grazie che ti sei soffermato 2 volte su questo complimento per me, grazie. Ti meriti l'aumento Paolo. E adesso andiamo a cantare un brano presente nel mio CD, un brano che ho dedicato a una persona che nella vita a volte non succede sempre cosa t'aspetti, forse quasi mai. Le persone che vorresti vicino ci sono, ma forse non come le vorresti tu. E allora andiamo a cantare insieme per chi ha comprato il mio CD. Bravi, ottima scelta. Questo è uno dei brani più ascoltati. Juanita! Siete pronti a cantare insieme a me? No, non è così, non è giusto così. Non volevo così, sei ancora qui. Juanita, un po' ci sei, un po' non ci sei. Solo quando vuoi, ma così tu fai Juanita. Io resto come un fesso ad aspettare, mentre vedo 1000 soli tramontare. Ma tanto tu non vuoi cambiare. Juanita, Juanita. Se resto ancora a dormire da sole, un'onda che forte sbatte sul molo. Prendo coraggio e ti voglio parlare. Se queste parole mi fanno del male, l'ho scritte perché ti voglio dire senza offesa, ma devo andare. Juanita. No, non è così, non è giusto così. Non volevo così, sei ancora qui. Juanita, un po' ci sei, un po' non ci sei. Solo quando vuoi, ma così tu fai Juanita. Un po' ci sei, un po' non ci sei.
c'è un'altra idea. Quanto vorrei da domani, Juanita, tu protagonista della mia vita, ma sono 9 anni che ti aspetto. Da sempre prendi quello che do, ma cosa mi resta se non ti ho, come acqua che scorre nelle mie dita. Un giorno forse potremo scherzare, adesso il pensiero mi fa tanto male. Forse domani mi comprerò un cane e la chiamerò Juanita. Ma se un cane non posso chiamarla Juanita, per chiamarla Juanita cambio lo stesso del cane. Cambio il cane insieme. Juanita, un po' ci sei, un po' non ci sei, solo quando vuoi, ma così tu fai. Juanita, un po' ci sei, un po' non ci sei, solo quando vuoi, ma così tu fai. Juanita. Sì. Juanita. Non voglio più tirare il freno. Ogni giorno che passa è un giorno in meno. Ho finito i petali della margherita. Ma che cazzo, Juanita? Sì! E noi? No. Non ci fermiamo ancora, perché? Nelle prove Claudio mi ha fatto ascoltare un brano molto bello, e lo voglio ancora fare prima della pubblicità. Un brano di Fossati? Di Fossati, sì. Però Ivano Fossati. mi hai raccontato una cosa particolare, perché il brano è suo, ma io l'ho ascoltato praticamente soltanto fatto da Mia Martini. Ecco, e quindi diciamo che l'arrangiamento di Fossati, ma l'interpretazione è un mix tra Fossati e Mia Martini. Sì, qualcosa di... Ascoltate che parole, la musica che gira intorno alla voce. Claudio, Jackie, music. Facili, uomini così poco allineati, li puoi chiamare numeri di ieri, se nella notte non li avranno cambiati. Per niente facili, uomini sempre poco allineati, li puoi pensare nelle strade di ieri, se non saranno rientrati. Sarà possibile, sì, incontrarli in aereo, avranno mani, avranno faccia di chi non fa per niente sul serio, perché l'America così come Roma gli fa paura, e il Medio Oriente che qui da noi non riscuote nessuna fortuna. Sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro. Sarà la musica che gira intorno, saremo noi che abbiamo nella testa maledetto. Ma uno che tiene i suoi anni al guinzaglio e che si ferma ancora ad ogni lampione e fa una musica senza futuro, o non ha capito mai nessuna lezione. Sarà che l'anima della gente funziona dappertutto, sarà che l'anima della gente non ha imparato a dire un solo sì. Sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro. Sarà la musica che gira intorno, saremo noi che abbiamo nella testa maledetto muro. Per niente facili,
uomini sempre poco allineati, di cui cercare i numeri di ieri, se nella notte non li avranno cambiati, per niente facili, uomini sempre poco affezionati, li puoi tenere fra i pensieri di ieri, se non ci avranno scordati. Sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro. Sarà la musica che gira intorno, saremo noi che abbiamo nella testa maledetto sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro. Sarà la musica che gira intorno, saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro. Piaciuto Enrico? Molto, quando non so il brano non so mai quando finisce, quindi ho tolto l'effetto leggermente prima, avevo già cambiato l'inquadratura, però nessun problema. La regia che mi scrive, pessima regia. Ascolta Paolino, io qua ho una marea di cose da fare, pulsanti e microfono, presentare, cantare, sta bravo. Ci va un polipo. Sta bravo, poi non conoscevo bravo, posso non conoscevo bravo, posso? Sì. Siete pronti a giocare con noi? Ma occhio a lei, la faccina rossa. Cercate di evitarla durante il gioco, mi raccomando. E adesso pubblicità e poi subito dopo le vostre telefonate. Tornate con noi. Yes. Bentornati in questa seconda parte. Abbiamo già delle telefonate che arrivano, ma prima dobbiamo ricordare il numero 378. Vai Paolino, fammi vedere il numero. Vai Paolino, su, quel numero del giochino. Dai Paolino, ecco 378-40800506 e adesso andiamo a rispondere al telefono. Pronto, chi sei e da dove? Ciao Enrico, sono sempre io, Gianni da Torino, mi fai vincere? Io devo farti vincere, sei tu che devi vincere. Devi impegnarti di più, devi concentrare. Hai ragione. Allora aspetta Gianni, ascoltami. Perché Ciao Claudio. Ciao Gianni, facciamo un rituale insieme. Facciamo un rituale, ok? Dai. Okay. Fai om, ok. Vediamo se cambia qualcosa. Vediamo se funziona. Vai. Andiamo a leggere la domanda di Gianni. Vai. Qui ottava telefonata consecutiva del mio amico Gianni. Allora Gianni, concentrati. Chi portò al successo la canzone Aggiungi un posto a tavola? Orietta Berti, Johnny Dorelli o Pippo Franco? A, B o C? Vai! La B, Johnny Dorelli. Me ne canti un pezzettino? Aggiungi un posto a tavola. Che c'è un amico in più. Sì! Anche tu. Giusta! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Forza, allora, io dico la 4. La 4. Speriamo, vai. Sai come funziona il nostro regolamento? Se c'è la bustina rossa hai perso, se c'è la faccina rossa hai perso, la faccina blu ti dà una seconda chance, altrimenti hai vinto un premio. Speriamo, dai. Vediamo un po' se il nostro home ha funzionato, se il nostro home... sì, meglio che niente. C'è la faccina blu. Vai. Quindi abbiamo... Perfetto, dai, un'altra domanda. Non hai né vinto né perso. Vai Okay. Vai regia, vediamo un po'. La domanda successiva è questa. La notte vola di Lorella Cuccarini fu la sigla di quale programma? Festival Bar, Audience o Giochi senza frontiere? A, B o C? Vai. A, B o C? Risponda. Allora, la B, Audience. C'è qualcuno dietro che suggerisce a manetta Mia proprio. moglie. Brava moglie Michela. Allora, Gianni, le possibilità di vincere sono aumentate stasera. 1, 2, 3, 5, 6. La 5. La 5. Dai Gianni. Ci sentiamo domani, Gianni. Domani. Ma che te devo dire? C'è la faccina rossa. C'è la faccina rossa. No. Non ti disperare. Tanto noi siamo qui tutte le sere. Anche noi. Grazie Gianni, ciao. Ciao Enrico. Ciao. Saluto, un abbraccio. Ciao, grazie.
E sarà la 10ª volta che telefona e arriva la faccina rossa. È bravo, è molto bravo nelle risposte e poi nella sorte, guarda te, sarà fortunato in amore, quello di sicuro. Vediamo un po', pronto, chi sei, da dove? Ciao, sono Eleonora da Torino. Ciao Eleonora da Torino. Sai come funziona il nostro giochino? Sì, certo. E allora andiamo a leggere la tua domanda. La domanda per Eleonora è questa. Vai regia. La domanda è: quante volte Jerry Calà ha partecipato in gara al Festival di Sanremo? Nessuna, una o due? A, B o C? Risposta, vai. A, B o C? B. Una volta? No. Sì. In gara non ha mai partecipato, ha condotto una sera, ha presentato una canzone, ma in gara Jerry Calà non ha mai partecipato. Grazie per aver giocato con noi, mi dispiace, ti invito Grazie a te. a riprovare. Un abbraccio, ciao. Ciao. Ciao Eleonora da Torino. No, è andata una volta sul palco, ma non era in gara. 378 40 80 506. Andiamo a rispondere. Pronto? Chi sei e da dove? Ciao Enrico, Beppe da Torino. Ciao Beppe da Torino. L'altro giorno è caduta la linea con Beppe da Torino, ma adesso andiamo a leggere la tua domanda, Beppe. Ok? Are you ready, Beppe? Vai regia. Sanremo 1983. Vasco con Vita spericolata si classifica ultimo, penultimo o terzultimo? A, B o C? Allora, vediamo. Ultimo, penultimo, terzultimo, vai, risposta? Risposta A, B e C? Oh. B, penultimo. B. B, penultimo. Anche tu hai un suggeritore lì vicino, eh? La moglie. Come si chiama la moglie? Cristina. Ciao Cristina, brava. Anche perché questa è una domanda a tranello, perché tutti si ricordano che Vasco è arrivato ultimo nel 1983, invece no, è arrivato penultimo. Quindi la risposta esatta. Sono rimasti 2 premi e 2 facce di color diverso. 1, 2, 3 o 6? Vai. Ma io sceglierei la 6. La 6. Chissà. Attenzione. Chissà. Le due puntate fa ho detto che le facce blu uscivano raramente e questa sera è uscita un'altra faccia blu, quindi un'altra domanda per il nostro amico. Mi ricordi il nome, scusami Gianni? Beppe. La tua domanda, Beppe, la seconda chance, la seconda possibilità è questa. Vediamo. Vai, la domanda per Beppe. Vai regia. La data di uscita del brano 1950 di Amedeo Minghi. A, 1983. B, 1987. C, 1990. A, B o C? Vai Beppe. A, B o C? Allora, ci vediamo un attimo. 4, 3, 2, 1. Vai! Risposta? 83. Sì, bravi. Oh, adesso attenzione, hai il 66% di possibilità di vincere. Va bene. Quindi mi raccomando, 1, 2 o 3? La 1. La 1. Oh, la 1. Per il nostro amico Beppe da Torino. In che zona di Torino abiti? Borgo Vittoria, che non è lontano dalle profumerie Sinatra, perché sono in 100. Hai vinto un buono, una gift card del valore di 50 euro. Grazie Enrico, grazie. Bravissimo. Mi raccomando, un messaggino col tuo numero al 348 80 40 254. Ok? Va bene, grazie a tutti, anche al cantante. Ciao. Grazie, ciao. E uno dei 2 premi è andato. Ma abbiamo ancora un premio lì in mezzo. Sarà nella 2, sarà nella 3, sarà che vado a rispondere al telefono. Pronto? Chi sei da dove? Pronto? Devi abbassare gentilmente il volume della TV. Hai preso la linea per giocare con Enrico Peiretti, con Casa Peiretti. Pronto? Chi sei? Pronto? Ciao. Sì. Ciao, sono Daniela da Santena. Ciao Daniela da Santena. Quindi andiamo a leggere la tua domanda, Daniela. Sei pronta? Sì. Questa è la domanda. Vai regia. Nel brano Perché lo fai? Cosa sono fanciulli e marinai? Sono dei vestiti? Sono degli occhi o dei pensieri? A, B o C? Vai. Dai, amica di Santena. Vai. A. A.
bioci no, con gli occhi un po' fanciulli, un po' marinai, sono gli occhi nel testo di Masini. Grazie per aver giocato, un abbraccio, ciao. Ciao Daniela. Grazie a voi, ciao. Ciao Daniela, ciao. Persistono le ultime due buste, sono le 20:49, siamo stra in ritardo. Posso ancora prendere una telefonata regia? Una sola, l'ultima di questa sera. Pronto? Chi sei e da dove? Pronto? Sono sempre io, Enrico da Collegno. Enrico, stasera non voglio sentirti dire niente, voglio solo sentirti urlare di gioia perché hai vinto. Sei pronto? Sì. Vai, la domanda per Enrico da Collegno è questa. Vai regia. Eccola qui, dai che siamo veramente in ritardo, ma Enrico questa sera secondo me mi stupisce. Canta con me. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste e sola, arrabbiata o stanca. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste e Stanca. stanca. Sì, fermi tutti. Silenzio. Bravo. Suspense. Enrico, la Sì. 2 o la 3? La 2. La 2. La 2. Chissà. Cosa fai domani, Enrico? Dalle 20 alle 21. Ti seguo. Mi segui? E allora Sì. hai voglia di riprovare perché c'è la faccina rossa? Ma torna. Ma tu- 50-50. Mi dispiace, Henry, guarda, nella 2 che hai scelto tu c'era la faccina rossa, mentre nella 3 Alle è possibile. mentre se tu sceglievi la 3 avresti vinto il buono ristorante. Grazie Enrico, un abbraccio fortissimo. Ciao. E che mica colpa mia, Vieni Claudio, vieni qua vicino a me perché andiamo a leggere tutti i messaggi arrivati fin qui. Vai Paolino in regia, fammi esaltare con le loro scritte, con i loro pensieri. Vai. Buonasera a tutti voi amici di Casa Peretti. Ciao Enrico, ciao Claudio. Volevo chiedervi se potevate farmi sentire una canzone di Vazzanicchi, La riva bianca, la riva nera, Enrico da Collegno. La mettiamo in programma la prossima settimana, Enrico, dovrebbe essere in programma. Volentieri. Ci stiamo lavorando perché non c'è una base bella e quindi c'è del lavoro da fare. Spero di riuscire entro la fine della prossima settimana. Ciao, finalmente riusciamo a vedervi, siete sempre unici e bravissimi. Ciao, buona serata da Grazie Giorgio. Ciao, grazie Giorgio, sempre un piacere. Ciao, grazie Giorgio. Vai regia, vai. Nel frattempo continuo a telefonare, bellissima Bravo questa Claudio, cosa. sei fantastico. Assunta, bella serata. Con voi vi ascolto sempre, Assuntina. Brava Assuntina, ricordo che Casa Peretti va in onda tutte le sere dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 in rigorosa diretta e noi lo siamo in diretta per davvero. Anche la Susi è pronta per ballare. Un saluto a Gipo da Luca ed Elena di Asti. Salutiamo Gipo, salutiamo Luca, Elena, tutta anche la Asti Susi. e la Susi che è una meraviglia. Bravi Enrico e Claudio, un saluto da Assunta. Ciao Grazie, Assunta, Assunta, ragazzi. grazie. Ragazzi, il gioco è finito, continuano a telefonare, il gioco è finito. Grazie lo stesso. Ciao Enrico, sempre belle canzoni e buona compagnia. Benvenuto al bravissimo Claudio Massimo da Venaria. Ciao Massimo. Ciao Massimo, ciao. Sempre un piacere. Ricordo che domani sera qui con me Amedeo Grillo. Quando ci sei tu niente più importante che ascoltarti, mamma. Brava mamma. Grazie, mamma. La sfight in bel travai. Varlo sì. Ciao Enrico, ciao Claudio, un abbraccio grande, sempre bellissime canzoni. Silvia da Mottalciata. Grazie Silvia, Ciao, grazie. Silvia. Grazie. Un duo meraviglioso capace di creare un'atmosfera magica ed emozionante. Bravissimi e un grande applauso da Clem. Grazie Ciao, Clem, grazie. Sarà un diminutivo di Clemente. Clementina. Di Clementina? Clementina, conosco. Ormai sono pazza dalla voce di Claudio. Veramente una bella scoperta per un bacio Enrico. Sonia, grazie. Ciao Sonia, grazie. Bacio Grazie Sonia, mille. grazie. E qua, ciao Peretti, un saluto in particolare a questi due ragazzi di Rivarossa, Davide e Lucrezia. Sei un mago della musica, grazie. Ciao Davide, ciao Lucrezia, che belli. Lucrezia. Che belli che Bellissimi. siete. Credo che abbiano anche la passione per il trial, perché dietro ho visto una moto da trial. Bravi, bella passione. Ciao Enrico, si vede che ci metti l'anima in quello che fai. Bravissimo Claudio Jackie Music. Ma il papillon dov'è? Viva Casa Peretti. Ho detto. Da Luigi da Collegno. Ho detto. Con il fresco abbiamo dovuto. Il fresco, si è gelato il Col pavillon, fresco si è mi si è sbriciolato
sbagliato. Un abbraccio grande al nostro Claudio con stima. Lello, regalami una canzone a mia moglie Gladys. Volentieri. Va bene, la mettiamo in programma la prossima volta. Bravissimi Enrico e Claudio da Norma, da Torino. Ciao Norma. Ciao Norma. Buona serata. Noi vi guardiamo mentre mangiamo polpette e patate. Dice Buone, polpette e patate buone. Buona serata, ciao Claudio, sempre bravissimo. Domenico da Torino, ciao Domenico. Ciao Domenico, grazie. Grazie. Anche stasera, come sempre, andate alla grande. Angelica, grazie. Noi ce la mettiamo tutta, ma proprio tutta. Mi sei piaciuto moltissimo, bravo Claudio. Saluti Casa Peretti che ti ospita. Rosaria. Grazie Rosaria. Ciao. Quando non si ha quel che si ama, bisognerebbe saper amare quel che si ha. Wow. Un bacione da Daniele Luca da Cero. Questo è bellissimo. Bravo. Questo messaggio. Complimenti Daniele Luca. Ciao Enrico, anche stasera ti stiamo vedendo. Bellissima trasmissione da Felice ed Elena. Da Collegno. Ciao Felicita, ciao Felice, ciao Elena. Grazie ragazzi, buon divertimento. Tante canzoni, tanti ricordi belli, grandi, sempre bella la tua canzone Juanita. Appena poi mi fai ascoltare Burka e Silenzio, grazie a Patti60. Guarda, la mettiamo in programma domani sera, è un po' che non la faccio, un po' raccontata. Sì, domani sera. Grazie per la vostra compagnia, un caro saluto a Ros e Dani da Nichelino. Ciao Nichelino, Ros e Dani. Torino. Ciao Nichelino. Grande Enrico, bellissima canzone Juanita, ma è dedicata alla nostra Alessia, bravissimo Claudio, Massimo da Bottigliera d'Asti. È dedicata a una donna chiamata Juanita e poi da lì in poi mi fermo qui. Saluti da Edoardo, amici dalle 20 alle 21 sempre qui. Grazie Edoardo, Ciao, Edoardo. Grazie. Ma che meraviglia questo Cagnetto. Ciao Cagnetto, grazie. Anche questo signore. Ne sappiamo di più, regia, su questa foto? Ciao Enrico, un semplice breve saluto per farti sapere che ti seguo sempre. Mimmo da Torino. Grazie Mimmo. Grazie. Mimmo. Ciao Torino. Era Edoardo? Allora era Edoardo quel signore prima. Grazie Edoardo. Sei il migliore, nonna Elisa. È la tua perché la mia non si chiamava Elisa. Quindi ciao nonna Elisa, grazie. E poi, dai, che riusciamo a leggerli tutti questa sera. Ciao Enrico e Claudio, siete bravissimi. Una sera di queste potete farci ascoltare Andrà tutto bene di Nesli? Grazie Alessandra da Collegno. Come direbbe la mia amica cinese, la conosco pa, però la vado ad ascoltare. Tu la sai? Non la conosco, però... quindi l'ascolteremo e ci lavoreremo. Leggi che devo togliere l'asta. Ciao Enrico e ciao Claudio, siete un bel duo. Ciao Vito da Torino. Grazie Vito. Ciao Vito, ciao. Siamo un bel duo. È un bel duo, bene, siamo contento di questo. Bella, bravo, mi piace, grazie Giorgio. Rispetto alla mia canzone. Ma sto parlando probabilmente della canzone mia. Grazie. Ciao Giorgio. Sono le 20:57, regia. Quanto manca regia? Manca il tempo, sì dai, un pezzettino, così la cantiamo tutti insieme. Tutti, dai. Questo piccolo, grande amore, ma voglio sentire voi, Voglio sentirvi urlare. bacio a labbra salate, un fuoco, 4 risate, far l'amore giù al faro. Ti amo davvero, ti amo, lo giuro, ti amo davvero. E lei mi guardava con sospetto, poi mi sorrideva e mi teneva stretto. Ed io non ho mai
adesso il ritornello lo fanno loro. Lei era. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Ciao. Vai. Dal lunedì al venerdì su Rete 7 c'è Casa Peirenti che ti fa cantare, divertire, emozionare, un po' ballare. C'è sempre qualcuno in diretta per te dalle 20 alle 21. Devi crederci, metti sul 13. Dalle 20 alle 21. Devi crederci, metti sul 13. Dalle 20 alle 21. Devi crederci, metti sul 13.